Possiamo già cominciare con quelli collegati. Allora, direi che cominciamo in orario, così almeno non ci sono ritardi. E ringrazio il nostro ospite, il professor Guido Rebecchini, per aver accettato il nostro invito, anche a nome delle colleghe Martina Franca e Valentina Sapienza, per i seminari delle Rive che hanno come tema il tema della tua mostra, insomma, che ne sei proprio dentro il... una breve presentazione, naturalmente anche se non hai certo bisogno di presentazione, Guido Rebecchini ha studiato alla Sapienza all'Università di Siena e ha ottenuto il dottorato presso il Warburg Institute a Londra nel 2000. Ha ricevuto fellowships da ITACTI, CASVA, Getty Museum e dal 2013 è docente e professore di storia dell'arte del Rinascimento e della prima età moderna presso il Courtauld Institute a Londra. I suoi interessi di ricerca riguardano la produzione artistica, il collezionismo, il mecenatismo e la cultura urbana nel Cinquecento presso la Roma Papale, la Corte di Mantova e la Firenze Medicea. Sono numerose le pubblicazioni di Guido su questo campo di ricerca. Molte anche le mostre che ha curato con Barbara Furlotti, una mostra molto bella che ho avuto modo di vedere anche con molta grafica, no? Dentro pezzi molto belli, Palazzo Te, Giulio Romano, Arte e Desiderio del 2019-2020 e poi nel 2022-23 Giulio Romano, La forza delle cose. E con scusate, Ketty Gottardo, The Art of Experiment, Parmigianino at the Courtauld nel 2022. Nel settembre 2026 aprirà una mostra sempre con Barbara Furlotti a Palazzo Te dal titolo Inventare la natura, quindi sei in fase di chiusura immagino, anche oltre, chiusa. Fortunatamente. E poi la mostra di cui ci parlerai oggi, che stai co-curando con il professor Tom Henry, per il cinquecentenario del Sacco di Roma, che se mi ricordo quello che ci siamo detti oggi, inaugurerà il 6 ottobre del 2027, non 1527, e presso le scuderie del Quirinale, e stai appunto scrivendo un libro sulla cultura materiale a Roma durante il Sacco. Grazie e sono Grazie molto mille curioso di sentire. al professor Fara, alla professoressa Sapienza. È veramente un grande piacere poter presentare alcuni scampoli del lavoro che sto facendo ormai da 3 anni insieme a Tom Henry sul tema del Sacco di Roma. Ehm, quindi grazie davvero, mi fa piacere particolarmente di essere in questo seminario che già ha visto passare personalità del mondo della storia dell'arte che ammiro moltissimo e di cui diremo qualche parola anche per collegarmi a quello che loro hanno detto. E mi piace moltissimo parlare il 6 maggio perché oggi è l'anniversario, il 499 anni dalla data della presa di Roma da parte delle truppe imperiali. Io immagino che sappiate più o meno che diavolo sia il Sacco di Roma. Alzi la mano chi non lo sa. Non per mettervi sotto, perché non state, lo so che non state studiando il Sacco di Roma, però se devo dare delle coordinate essenziali lo faccio volentieri. C'è qualche presente che... Allora, cambiamo la domanda. Chi è che sa che cos'è il Sacco di Roma? Ok, il professor Dallaglio mi sembra un po' che c'è qualche problema, non ha alzato la mano forse. Dunque, allora, bene, quindi partiamo da una base comune. Il Sacco di Roma è stato un episodio molto rilevante della nostra storia italiana e per questo motivo le scuderie del Quirinale hanno accettato la proposta che abbiamo fatto di celebrarlo con una mostra. E come sapete, immagino, le scuderie del Quirinale sono uno spazio abbastanza ampio, composto da 10 grandi sale, e questo ha posto diversi problemi. Ehm, quello che farò oggi è
diviso in tre parti. Da una parte inizierò riflettendo un po' su questo episodio e sulla rappresentabilità di questo episodio. Nel fare questo rifletterei con voi volentieri sul tema del problema di storia e arte, quali sono i riflessi della storia sull'arte e come li possiamo illustrare. Poi vorrei presentare la narrativa della mostra, parlando anche in termini molto pratici di quello che significa organizzare una mostra e costruire una narrativa non a tavolino in silenzio con se stessi, ma in dialogo con molte altre figure che intervengono nella produzione di un evento che ha delle complessità di grandi che condizionano moltissimo le possibilità, le opportunità, il processo di organizzare una mostra. Credo che molti di voi storici dell'arte hanno forse idea, ma forse anche ancora non avete, se siete nelle prime fasi dei vostri studi, nella laurea magistrale o anche al dottorato, magari non avete avuto l'opportunità di vedere un po' il backstage della mostra, e questo forse può essere anche divertente. Infine vorrei dare qualche, vediamo quanto tempo ci sarà, ma vorrei dare dei casi di studio che affondano un po' diciamo, lo sguardo su oggetti e sull'impatto della storia su questi oggetti. Sono molto felice di parlare dopo Michel Hockman, un grande studioso che ammiro moltissimo, che è stato qui da voi e ha fatto una lezione magistrale, direi, basata sui suoi studi sull'archivio di André Chastel. André Chastel è uno storico dell'arte che nella tradizione francese ha occupato un ruolo, diciamo, istituzionale di grandissima importanza, come avete saputo, e ha scritto ha scritto un libro che veramente colora la comprensione del Sacco di Roma dal punto di vista delle arti in maniera molto significativa. A questo aggiungerei forse l'altro polo che ha condizionato fortissimamente la comprensione del Sacco di Roma è un saggio sempre visto che siamo qui a Venezia, di Manfredo Tafuri, che rifletteva sulle caratteristiche di questo episodio e su come sul dialettica tra fratture e continuità in chiave storiografica. Poi abbiamo sentito due bellissime presentazioni anche di Silvia Ginsburg e Costanza Barbieri, che invece parlavano di storia dell'arte, cioè Silvia parlava molto del tema della maniera, che era uno dei nodi centrali del discorso di Chastel, che per noi filtrato da Michel Hockman, mentre Costanza parlava del rapporto con questo episodio ricco, complesso di Sebastiano del Piombo. Io prenderò una posizione ovviamente diversa per non sovrappormi a questi precedenti incontri e vorrei innanzitutto parlare del Sacco di Roma come sfida per l'organizzazione di una mostra, perché se ci pensiamo è una grande sconfitta. Difficilmente si celebra una sconfitta, è un momento di grande, è una perdita, una perdita rovinosa, per certi versi vergognosa, una perdita di presa sulla realtà da parte dello Stato Pontificio, del Papa, dei suoi consiglieri, e che dimostra una incapacità di agire, di muoversi nel mondo che si stava creando.
Per cui è veramente paradossale celebrare il Sacco di Roma, un evento che tutti, vinti e vincitori, hanno voluto nelle prime fasi successive ai fatti drammatici della guerra, cancellare sostanzialmente, censurare. Il Papa ha fatto subito pace con l'imperatore, e l'imperatore ha fatto finta che non fosse colpa sua e tutti felici e contenti si sono ritrovati a Bologna, c'è stata l'incoronazione dell'imperiale e del sacco sostanzialmente non si è poi parlato più. E qui entrano in gioco le immagini, nel senso che di immagini del sacco non ce ne sono, e non è un caso, perché l'immagine sostanzialmente memorializza, celebra o accusa o si pone in contrasto, in contraddizione con personaggi, luoghi, simboli che invece non troviamo. Quindi capite bene che organizzare una mostra su un episodio che in realtà è un episodio di sconfitta, di cui il vincitore si vergogna e il vinto si vergogna ancora di più perché è sostanzialmente un segno di fallimento, ehm, eh, crea dei problemi, diciamo, metodologici, dei problemi di natura proprio essenziale. Come rappresentare questo vuoto di immagini? E perché c'è questo vuoto di immagini? Perché tutto sommato alcuni soldati, generali vinsero la battaglia. Ehm, L'altra cosa interessante del Sacco di Roma è che a questo vuoto di immagini corrisponde invece un pieno traboccante di parole, cioè testimonianze, memorie, racconti, poesie, epiche, trasfigurazioni simboliche di questo, in chiave letteraria di questo episodio abbondano. Se si comincia e diventa un mare che è infinito di testimonianze. E quindi fa pensare, questa è un po' una digressione, ma insomma fa pensare a come funziona la memoria, a come funziona la memoria di fronte al trauma. Perché di trauma si sta parlando. Voi sapete, il Sacco di Roma fu veramente devastante. I morti per strada, le amputazioni, le torture, le violenze sessuali, diciamo l'accanirsi sui simboli intorno a cui la comunità si riuniva, i simboli religiosi, i simboli civici, più religiosi che civici, il ribaltamento dei valori completi, delle gerarchie, ma la violenza veramente eccezionale. E come si riflette questa violenza nel mondo della rappresentazione? Come ho detto, da una parte in un vuoto di immagini, da una parte in un pieno di parole. E, e questo è, diciamo, un ordine, un livello di difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare. Un altro, diciamo, obiettivo che ci siamo proposti è quello di superare una domanda che si va ripetendo intorno al Sacco di Roma, se sia stata una frattura oppure no, se sia stato un episodio saliente di un processo di lunga durata oppure se sia stata un momento di crisi che con effetti trasformativi sulle arti, le città, la mentalità, possiamo dire, la mentalità dei cittadini, ma anche la mentalità di una comunità urbana.
di superare questa domanda, perché ci sembra che forse è una domanda che merita di essere superata e di essere riformulata in maniera un po' più, diciamo, con maggiori gradazioni, cioè non c'è un bianco, un nero, una frattura, una continuità, ci sono evidentemente tutte e due. Non è che Roma non smette di essere Roma, ma è anche vero che dopo il sacco ci sono dei fenomeni assolutamente di grandissima novità che emergono e vengono a ribalta, fenomeni che già maturavano nella, nella- nella Roma pre-sacco, ma che chiaramente prendono un ruolo di primo piano. Sto parlando da un lato di materie, diciamo, artistica, non so, giudizio universale, dall'altro di riforma cattolica, insomma, cambio di atteggiamento profondo rispetto alla costruzione dell'autorità papale. E quindi vorremmo una mostra che restituisca queste sfumature, forse in maniera, cioè che provi a creare una comprensione del Sacco di Roma più sfumata e che superi questo tipo di atteggiamento, diciamo, o. E per cui questo vuol dire non costruire un pre-sacco roseo di Golden Age, di età dell'oro medicea, dove tutto è meraviglioso e splendente, e poi un dopo sacco dove tutti sono tristi e disperati, perché poi così sappiamo che non era. E allora, diciamo, questi due livelli di problematicità nell'affrontare in una mostra questo tema. Ma allora la domanda è come si può far percepire questo vuoto, questo momento di crisi, questo momento irrappresentabile. E è molto difficile, però abbiamo pensato di dare dei segni, di mostrare dei segni letteralmente nel corso nello svilupparsi della mostra, dei segni che restituiscano, e poi ci torneremo dopo e vi mostrerò a cosa mi riferisco. La gestazione di una mostra richiede parecchi anni, è diciamo, un progetto di medio periodo nella vita di uno studioso. Non è come scrivere il libro della vita che ti impegna per 15 anni, ma non è neanche un progetto di breve durata, specialmente se è una mostra che ha una portata e che richiede una gestazione molto articolata. E mentre si prepara una mostra, si comincia a cercare di leggere il più possibile, naturalmente, di espandere, di guardare a destra e a sinistra, di cercare di tutte le vie, tutti i modi possibili per comprendere l'episodio su cui ci si deve soffermare. E, per questo motivo mi è venuto, diciamo, quasi spontaneo l'idea di affiancare la curatela di questa mostra con la scrittura di un libro che sarà un libro abbastanza breve, ma che parli della cultura materiale di Roma durante il sacco, ovvero sia del problema di come oggetti rappresentativi del sistema eh, generativo dell'autorità papale vengono ribaltati, di come questo sistema espresso che gli oggetti
comunicano, esprimono, oggetti fastosi, potete immaginare reliquiari o opere d'arte, ma anche oggetti di paramenti, arazzi, come questi oggetti vengano appunto trasformati profondamente nel loro significato in un momento di crisi così forte. Infine mi preme sottolineare come questo tema abbia delle eco drammatiche, terribili nel momento che stiamo vivendo, il momento di guerra, momento di crudeltà che abbiamo visto tutti con orrore, momento di attacco anche ai beni culturali, momento anche di ribaltamento di valori, di grande violenza. Pensiamo all'Ucraina, pensiamo all'Iran, pensiamo alla Palestina, pensiamo a tanti drammi che purtroppo ci circondano. E quindi anche lavorare sul Sacco di Roma è un modo anche per riflettere, prendendosi con la giusta distanza, per riflettere sul rapporto tra arte e potere, tra storia e arte e gli altri temi che sto cercando di illustrare. Ma forse a questo punto vorrei, diciamo, ecco, forse avevo messo un'immagine aspettate, un'immagine per ricordarci. Allora, questo è il luogo dove sarà questa mostra. Ecco, ho messo questa immagine perché fa pensare a Roma. Questi sono i trionfi e lamenti di William Kentridge, che nel 2015 ha creato questa carrellata di momenti, di immagini che illustrano momenti di trionfi e di lamenti della città di Roma. E come ci sia appunto questo senso che la storia è presente, la storia è nell'oggi, come vediamo noi oggi il passato. E quindi anche il Sacco di Roma a buon diritto rientra in uno di questi episodi drammatici e traumatici che però compongono una linea di ciclica, di alti e bassi che questa la città di Roma ha vissuto. Ma veniamo quindi alla mostra e adesso vorrei iniziare a raccontarvi la narrativa che abbiamo pensato di mettere in atto per spiegare il tema, per illustrare il tema del Sacco di Roma e metterne in evidenza alcuni dei nodi chiave. Rapidamente, si inizierà con l'incontro dei due, diciamo, protagonisti, il Papa e l'Imperatore, protagonista vinto e vincitore. Sono due quadri, abbiamo scelto di mettere un'immagine di un dipinto tedesco, insomma austriaco, tedesco dell'imperatore per mostrare anche lo stile, diciamo come lo stile si contrapponga in un momento abbastanza prossimo, per quanto possibile prossimo. Quindi ci saremo accolti dalle due figure che campeggiano sullo sfondo di tutta questa vicenda storica. Dopodiché, appunto, trattandosi di un vuoto di immagini, abbiamo pensato di problematizzare il prima e il dopo e per far percepire slittamenti, cambiamenti radicali o anche linee di continuità, per rendere questo episodio così più possibile
percepibile attraverso una varietà di lenti. Si parlerà quindi, si partirà poi con una sala che illustra il fasto, diciamo, della Roma pre-Sacco, perché è quello che ha attratto i soldati poi. I soldati volevano la paga e poi mentre saccheggiavano hanno capito l'entità delle ricchezze che si trovavano di fronte e diciamo, e lì è nata, diciamo, la frenzy della violenza che poi tutte le testimonianze ci raccontano. E questo splendore, questo fasto si manifestava, sì, certo, attraverso i quadri e le sculture, ma molto di più, e soprattutto per la loro portabilità, attraverso oggetti come questo. Questo è un oggetto molto particolare che fa parte di un complesso, di un apparato di paramenti ecclesiastici fatto pochissimi anni prima del Sacco. Abbiamo moltissime testimonianze sul fatto che i soldati pigliavano questi paramenti e li tagliavano, ci si vestivano, ci facevano vestire le prostitute, se li mettevano addosso, ci giravano, li usavano come selle di cavalli. E questo si è salvato perché è stato donato alla cattedrale di Cortona proprio l'anno prima del Sacco e quindi ci dà una testimonianza. È vero che diciamo, è fiorentino, però insomma rende bene l'idea, diciamo, il papato pre-Sacco è fondamentalmente dominio dei fiorentini, il Papa è Clemente VII, Medici, e quindi questo ci sembra un oggetto molto suggestivo. Ci sono poi innumerevoli testimonianze sulla violenza esercitata contro i libri e gli archivi. E anche qua possiamo interrogarci su ricorrenze, diciamo, nel corso della storia, sul ruolo dei libri e sull'orrore che ha suscitato la distruzione dei libri in questo momento. Quindi qui mettiamo un libro che invece per fortuna si è salvato, un grande e un grandissimo antifonario. Poi vorremmo rappresentare le arti del lusso, le arti di suntuarie più preziose. Valerio Belli, qui vicentino, che incide questo medaglione in cristallo di rocca da un disegno di Polodoro Caravaggio, quindi far vedere anche come la Roma pre-Sacco è una Roma in cui gli artisti interagiscono, si incrociano, si lavorano insieme, collaborano nel mondo delle stampe, come il professor Fara sa bene, c'è questa integrazione di competenze straordinarie. Abbiamo Perino che lavora con Caraglio e Rosso Fiorentino, insomma c'è tutta una circolazione di idee e di modelli. Poi avremo una vetrata, una grande vetrata di Guillaume de Marcillat con stemmi medicei e che è interessante vedere qui perché in Vaticano nel 1913 sono stati trovati dei frammenti di vetrate. Sappiamo che i soldati avevano distrutto le vetrate di Guillaume de Marcillat nei palazzi vaticani, forse così per vandalismo, ma soprattutto per prendere il piombo con cui sono legate i vari pannelli che formano la vetrata, piombo che veniva poi fuso e trasformato in proiettili. Ecco, questo è uno dei segni, cioè la mostra sarà una mostra che racconta uno svolgimento, ma all'interno di ogni sezione speriamo di inserire un segno che fa percepire come
quale sia stato l'impatto del Sacco sul genere di opere che vengono illustrate, che vengono presentate in quella sezione. Ci sarà poi una sala dedicata a Roma, al volto di Roma, e metteremo una mappa di Roma accanto al famoso censo di tutta la popolazione romana. Cercheremo di aprirlo sulla pagina di un artista, ma non è necessario, vogliamo dare proprio il senso dell'elenco dei nomi e della loro collocazione nello spazio, e poi una serie di immagini che restituiscano l'ambiente della città in quel momento. Questo è un grande disegno di non grandissima qualità, ma un grande disegno importante che raffigura la facciata di San Pietro come era allora, perché San Pietro naturalmente è stato il luogo principe dove si è svolto il saccheggio. Cioè, i soldati sono corsi a San Pietro perché San Pietro ovviamente era diciamo, lo scrigno dei maggiori tesori, ma anche il luogo simbolico che veniva rovesciato dalle truppe imperiali. Mostreremo poi delle immagini e dei disegni che raffigurano come erano le facciate. Molte delle facciate, Vasari ci parla di questa attività di Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze, che insieme dipingevano all'antica le facciate. Quindi una città veramente, diciamo, in cui questo travestimento all'antica dominava su molte delle arterie cittadine principali e che certamente esacerbava la distanza che i soldati imperiali, specialmente i lanzichenecchi tedeschi, sentivano da questa città che doveva essere il centro del mondo cristiano, il centro della spiritualità occidentale, che invece era travestita da città imperiale. Ci sono alcuni frammenti, qui il frammento non è naturalmente dovuto alla furia del Sacco, ma alla conservazione di queste opere. Questo è uno dei rari pezzi di affresco salvato da una di queste facciate, e vogliamo anche illustrare un po' la poetica delle rovine. Cioè questa città è una città in divenire nel 1527, è una civiltà che è ancora, dove ancora si scava, dove ci sono ancora i lupi, dove ci sono spazi per il crimine, dove c'è una città aperta, dominata dalle rovine e dalla natura. Se guardiamo la pianta rapidamente, potete vedere come tutta la fascia intorno al centro storico è una fascia di verde, sostanzialmente, di vigne, le chiamavano queste proprietà, così un po' per il divertimento, un po' per gli scavi di antichità, un po' per la coltivazione degli orti. A questa diciamo, rappresentazione della città farà seguito un po' di pittura e si cercherà di dare un po' un'idea un po' caleidoscopica di questa città, un po' meno riduttiva e formulaica dello stile che si può apprezzare nella Roma degli anni *20. Rosso fiorentino con un'opera così all'antica, verrà accostato tra l'altro a una statua antica proprio. Opere come questa che invece fanno vedere una presenza piuttosto drammatica di una religiosità vissuta piuttosto drammaticamente. Ci saranno disegni che alludono a opere perdute ma di grande importanza, come questa deposizione di Perino del Vaga. Di fronte, e qui la sfida ancora non è conclusa, di fronte vorremmo, a fronte di queste immagini della Roma, diciamo, che elabora percorsi artistici di natura diversa, ci saranno delle opere tedesche, delle opere che mettono in contrapposizione questo mondo
con il mondo che si va costituendo intorno alle comunità tedesche, molte delle quali sono attratte dal pensiero di Lutero, dalla teologia di Lutero, e sentono sempre con maggiore distanza il fascino di Roma. Anzi, Roma diventa Roma Babilonia, il Papa diventa la grande prostituta del Babilonia, e quindi cercare di far capire come questo scontro sia uno scontro che matura anche nel maturare di idee, di un immaginario diverso, di un immaginario in senso letterale, di un tesoro di immagini, un retroterra di immagini che costruiscono idee. Ci saranno anche dei dipinti tedeschi che accentuano gli aspetti patetici, drammatici delle scene religiose, della rappresentazione di Cristo, soprattutto veramente molto fortemente opposti a quelli che invece caratterizzano la produzione italiana, in cui la fusione con il classicismo, con l'arte antica, aveva prodotto delle immagini religiose più trionfanti, più serene, tutto sommato. Quindi contrapposizione di due mondi come antefatto del sacco. Dopodiché si arriva al sacco, e questa è una rarissima immagine che è emersa da Christie's pochi anni fa, è stata comprata da una fondazione di Anversa, e rappresenta è una serie in realtà che rappresenta le vittorie di Carlo V, e tra queste vittorie c'è la presa di Roma. È un dipinto topografico molto, molto interessante per molti versi, a cui è assolutamente riconoscibile la relazione tra l'immagine e i racconti e le testimonianze di come si è avvenuta l'attacco della mattina del 6 maggio 1527, raffigura la morte di Borbone proprio qui di fronte. E qui faccio vedere un dettaglio con San Pietro, così come si trovava allora, una rovina moderna secondo il concetto molto affascinante elaborato da Tönnes. Poi un disegno di Van Heemskerk che purtroppo non ci sarà perché è adesso a Roma nella mostra di Van Heemskerk, però ecco che fa vedere il confronto, questa idea di una Roma prima del sacco. Non è una Roma completa, non è una Roma diciamo appunto dell'età dell'oro, ma una Roma in profondo rinnovamento. E poi ci sarà questo oggetto straordinario che è il globo di rame che stava in cima all'obelisco Vaticano, dove si diceva ci fossero le ceneri di Cesare, e questo globo vaticano è pieno di colpi di proiettile, ed è molto insomma c'è convergenza nel pensare che questo oggetto sia stato colpito appunto dagli archibugi, quindi ci saranno degli archibugi puntati ancora questa idea dei segni, no? In questo caso è proprio il segno lasciato dal proiettile su questo globo antico, un globo romano, che è stato in cima a questo obelisco fino al 1589, quando Domenico Fontana l'ha portato davanti alla Basilica Vaticana, e l'oggetto è stato regalato alla Municipalità di Roma, che ancora lo possiede. Quindi ecco, qui siamo nel momento del sacco, e accanto alla rappresentazione dell'uccisione di Borbone, di Charles de Bourbon, che era il capitano dei Lanzi, dell'armata imperiale, in verità di tutti quanti, ci sarà un oggetto straordinario che è l'elmo suo, l'elmo di Carlo di Borbone, che viene da Vienna. Quindi segnali
per riflettere su questo momento. Invece in fondo all'immagine, siamo in fondo al primo piano delle scuderie, ci sarà un grande arazzo con il massacro degli innocenti, quindi un'opera, diciamo, che non rappresenta il sacco, che è stata consegnata nel 1531, quindi è stata elaborata durante il sacco, e benché ovviamente non sia una scena che nel racconto evangelico si svolge a Roma, qui abbiamo il Pantheon. Quindi è un'immagine che trasferisce una scena di immane violenza di fronte al Pantheon. E le testimonianze, le memorie ci raccontano di violenze inaudite contro madri con i loro bambini. Quindi si crea questo cortocircuito tra il racconto evangelico e la città. Salendo su, quanto tempo ho? Che ore è? 5:10, ma hai tempo. Ho tempo. Salendo su, incontriamo una galleria di uomini d'armi per, diciamo, per portare l'evento, questo evento storico, questo momento sul piano delle biografie, cioè per far capire che questa storia è fatta da uomini, è fatta da personaggi particolari. Questo è il Duca d'Avalos, una figura importantissima nell'ambito dell'esercito imperiale, che ha avuto un ruolo molto ambiguo di mediatore tra i soldati e il papato. Perché che succede? Che a un certo punto gli imperiali cercano di fermare questo sacco, abbastanza presto, anzi. L'imbarazzo, l'insostenibilità della situazione viene sentita fortemente dagli imperiali, quindi ci sono addirittura portano loro i soldi per pagare il riscatto del Papa, una parte dei soldi, cercano di raccogliere soldi per risolvere questa situazione. Fa pensare adesso all'Iran, no? Si comincia una cosa e poi non si sa come finisce, in questo caso gli imperiali avevano scatenato queste truppe mercenarie che non rispondevano direttamente ai comandi imperiali, e quindi gli imperiali a un certo punto hanno questo ruolo ambiguo. E lui è veramente la figura chiave in questo sforzo di mediazione. Troneggerà Carlo V, ma poi ci saranno anche personaggi che hanno avuto ruoli minori, ruoli nella guardia papale, come per esempio Lorenzo Cibo. E questa sarà per me una scena, una sala molto scenografica, perché ce ne saranno parecchi altri di ritratti, tutti di altissimo anche livello artistico, di qualità molto molto alta. Ci sarà poi una sala dedicata ai lanzichenecchi. Chi sono i lanzichenecchi? Cioè, alla fine sembra sempre sono stati solo loro. Certo, loro sono stati una forza particolarmente significativa, e quindi metteremo delle armi, delle armature. Questa è l'armatura del figlio di Georg von Frundsberg. Non so se avete visto il film Il mestiere delle armi, no? Il cattivissimo lanzichenecco. Ecco, questo è il figlio, perché Frundsberg gli piglia un infarto sostanzialmente a Modena e si ferma, e il figlio invece Caspar va a Roma, e questa è un'armatura del 1527, probabilmente fatta proprio per celebrare il sacco di Roma, subito dopo, perché sicuramente era in viaggio nei primi mesi del 27, quindi non può essere precedente, è datata 1527, lui torna dal sacco di Roma ricchissimo, e abbiamo questa bellissima armatura a Vienna che si collega al sacco. Accanto a questi ci sarà una sezione iconografica
di materiali che testimoniano questo abbigliamento così sfarzoso, così inusuale, così, qual è la parola giusta? Diciamo, fantasioso in un certo senso, appariscente, cioè gli anzichenecchi non nascondevano il loro essere diversi, attraverso questi abiti fondavano la loro forza di corpo d'armi e infatti diciamo diventano un potere all'interno, un potere indipendente all'interno del quadro militare, politico e militare nel quadro del Sacco, cioè sono diversi sostanzialmente. La cosa interessante è che gli anzichenecchi arrivano con le famiglie, arrivano con le loro donne, con i figli. No, figli forse no, però con donne, e ci sono molte testimonianze molto interessanti su come queste donne venissero utilizzate per esempio per vendere le cose che vengono saccheggiate. A questa sala, la sala dei Lanzichenecchi, segue una sala archivio, una sala veramente di segni del Sacco, cioè di testimonianze materiali del Sacco, oggetti strani come queste monete. Queste sono le monete che vengono battute in fretta e furia nella zecca, utilizzando tutti i tesori d'argento dorato a disposizione, il tesoro papale sostanzialmente, i tesori e sono monete, si chiamano ducati ossidionali, cioè monete dell'assedio, che vengono fuse e battute per pagare il riscatto per la libertà del Papa. E questi oggetti stranissimi sono molto spessi, molto ritagliati malamente e si sono conservati sostanzialmente in quanto memoria di questo evento, perché naturalmente successivamente non erano spendibili, benché avessero diciamo, una denominazione, cioè un peso corretto. Questo per esempio è un oggetto che si lega anche a delle storie, quindi in questa stanza ci saranno sostanzialmente delle storie che intorno a singoli oggetti. Come capite questa è la stanza che sto curando e che avrà riflesso nel mio libro, diciamo, complementare. Questo è un oggetto molto particolare che si trova a Cagliari nel Museo della Cattedrale e che fu rubato da un soldato spagnolo nella cappella del Papa, e questo è molto interessante. Il Papa fiorentino Clemente VII aveva nella sua cappella privata non un quadro del suo amico Michelangelo, ma aveva un quadro fiammingo, e questo dipinto fu rubato. Poi ci furono delle tempeste sulla nave con cui il soldato spagnolo portava il suo bottino in Spagna, e fece voto sulla nave che se si fosse salvato avrebbe regalato il quadro alla prima chiesa che avesse incontrato, e sbarcando sulla spiaggia di Cagliari il vescovo è arrivato sulla spiaggia con un notaio e hanno scritto tutta questa storia, hanno annotato tutta questa storia, l'hanno registrata e hanno appunto preso in consegna questo oggetto e tutta una serie di reliquie che ancora lì si trovano. Su questo oggetto mostruoso invece mi soffermerò alla fine. Dunque, sostanzialmente, dopodiché avremo una sezione sulla coronazione bolognese di Carlo V e infine una sezione sulla cosiddetta diaspora, cioè che succede agli artisti romani che si trovavano a Roma durante il Sacco, dove andarono a lavorare e quali echi
del Sacco possiamo riscontrare nella loro opera. La cosa è molto famosa, Parmigianino sembra assolutamente, diciamo, impermeabile al Sacco, Polidoro da Caravaggio, Parmigianino che va a Bologna e poi a Parma, Polidoro da Caravaggio invece va verso Napoli e sviluppa uno stile visionario, drammatico, assolutamente che sembra fortemente traumatizzato dal Sacco rispetto alle opere precedenti. Perino del Vaga, un po' come Parmigianino, invece va verso Genova, nonostante sappiamo che avesse sofferto molto durante il Sacco, va verso Genova e riprende uno stile perfettamente. Ma queste sono cose ben note che illustreremo attraverso una serie di dipinti, alcuni dei quali molto importanti, altri forse più illustrativi. Quindi questa è la narrativa, un prima e un dopo fatta con un ritmo di sale più grandi, di sale più piccole, di sale che illustrano l'ambiente, di sale che illustrano alcuni attori di questo evento e alcuni affondi sugli oggetti di Roma, gli oggetti che raccontano il Sacco, appunto di questi segni, che portano i segni del Sacco e alcune opere d'arte che rappresentano la complessità del panorama artistico di quel momento che non si può ridurre a un'età dell'oro prima e un manierismo drammatico dopo. Ecco, questo è proprio quello che vogliamo evitare e speriamo di riuscirci. Spero che questo sia stato chiaro, diciamo, è un racconto attraverso capitoli che dovrebbe trasportare in questa vicenda. A questo punto vorrei riflettere con voi, ora abbiamo dei colleghi molto esperti, io pensavo di parlare più a studenti, ma insomma ci sono tanti studenti oggi, quindi vorrei parlare un po', riflettere un po' sull'oggetto mostra, cioè com'è una mostra rispetto a un libro, un articolo, una lezione. Che cosa fa la mostra? E che tipo di mostra è questa? Perché noi abbiamo, quante volte abbiamo visto Tiziano a Giovanni Bellini, Carpaccio, adesso per pensare alle ultime, eh, cioè sono mostre monografiche, vero? Cioè si parla di un artista e si traccia il suo sviluppo oppure si fanno affondi sulle loro diciamo, momenti della carriera, aspetti della produzione. Queste sono mostre, diciamo, più consuete, forse quelle a cui siamo più abituati. Ci sono poi mostre di diversa natura, mostre tematiche, ma mostre su episodi storici non sono poi così, non sono facili, non sono mostre che magari possiamo avere mostre su dei committenti, che non so, sul Papa piuttosto che l'imperatore, ci sono sicuramente, ma mostre su episodi storici, su eventi storici non sono tanto comuni e questo ci deve far riflettere su che cosa fa la mostra. Una delle caratteristiche delle mostre è che ci insegna, come dire, mettendoci davanti agli occhi l'evidenza visiva di quello che si vuole raccontare. Cioè si crea, in inglese diciamo un argument, una linea interpretativa che viene svolta non attraverso l'argomentazione verbale, ma attraverso l'accostamento di immagini.
Non è che sia però per questo meno interpretativa, cioè non è un fatto che lo svolgimento dell'arte di Tiziano sia da A a B, perché ne vediamo tre quadri. Giorgio qui ci può spiegare come ci siano numerose complessità nel comprendere la produzione di un artista anche nel suo percorso da A a B. Cioè, voglio dire, la mostra è sempre uno sforzo interpretativo, benché sia un qualcosa che mette davanti agli occhi, che sembra trasparente, che sembra oggettiva, è sempre frutto di uno sforzo interpretativo, di una ipotesi interpretativa, che può essere nascosta dalla forza dell'evidenza visiva. Un accostamento tra due opere può far dire a quelle opere quello che il curatore vuole, ma se un altro curatore facesse un diverso accostamento, quelle stesse opere potrebbero dire cose diverse. Cioè, ecco, voglio mettere sull'attenti anche sul fatto che la mostra non è, diciamo, cerca di dimostrare un'ipotesi e noi cerchiamo di dimostrare questa ipotesi della, diciamo, della inesistenza sostanzialmente di un'alternativa tra frattura e continuità. Ed è quindi nel costruire una mostra si costruiscono delle giustapposizioni che possono essere molto sottili, possono creare dei bilanciamenti e degli equilibri nel racconto che non sono poi differenti dagli equilibri che si costruiscono nel raccontare una storia con le parole, ma lo si fa attraverso diciamo, un vocabolario diverso, un vocabolario di immagini, un vocabolario di immagini. Una mostra rispetto alla costruzione di un argomento verbale o scritto ha anche molte caratteristiche e molti aspetti di una mostra non dipendono dalla volontà di chi la mette in piedi. Cioè una mostra vive di limitazioni, cioè è la costruzione di un racconto nel modo più articolato possibile all'interno di un quadro di complessità, limitazioni, impossibilità di carattere pratico, di carattere logistico, di carattere politico, di carattere economico. Rapporti tra musei, rapporti di forza tra musei, rapporti di prestigio di curatori, tra curatori e curatori indipendenti e curatori museali, tra direttori, rapporti umani, rapporti diciamo tra le varie collezioni. E poi naturalmente il budget, gli spazi, fa ridere, ma alle Scuderie del Quirinale c'è un ascensore che porta opere fino a 2 metri di altezza. Quindi, quindi al piano di sopra non può andare un'opera di 2 metri e 0,2. A meno che non si faccia intervenire una gru che porti dall'alto, ma anche questo, come capite, presenta delle criticità notevoli. E poi naturalmente dobbiamo occuparci insieme ai nostri colleghi restauratori di questioni conservative, dobbiamo riflettere sulla potenzialità che una mostra sia l'occasione di un restauro, ma anche se il trasporto delle opere avviene in sicurezza e non è mai una sicurezza assoluta, ecco, è un rischio calcolato, ecco, non è assolutamente vero che trasportare le opere sia diciamo, una formalità o non presenti criticità.
semplicemente che queste non vengono dette. Ehm, quindi c'è da un lato questo, diciamo, rete di difficoltà e dall'altro bisogna stabilire, un curatore deve stabilire dei criteri essenziali di presentazione dei materiali. Cercare, io qui dirò i miei perché non ho tanta esperienza, però 4-5 esperienze le ho avute negli ultimi 10 anni. Uno è di cercare di aspirare alla massima complessità e alla massima chiarezza allo stesso tempo, di cercare la quadra, come si dice, tra complessità, che vuol dire anche interesse, secondo me, stimolo intellettuale, stimolo culturale alla curiosità del visitatore ed anche però mantenendo una trasparenza nella coerenza di coerenza narrativa. Un altro criterio che trovo molto importante nel realizzare una mostra è quello della varietà. Cioè io mi annoio nelle mostre che hanno una stanza dopo l'altra più o meno uguale e non vorrei che i visitatori delle mostre che organizzo si annoiassero e quindi ritengo che ci debba essere un po' di effetto sorpresa, un po' di effetto diciamo che ti risveglia, risveglia la curiosità e l'attenzione nel variare tipologie di oggetti, la scala degli oggetti piccoli, oggetti grandi, creare degli allestimenti, diciamo, che mettano in evidenza il carattere di queste diversità. E anche di creare delle chiare gerarchie tra opere centrali, opere spettacolari che vanno messe nella massima rilievo e opere che le circondano sostanzialmente, cioè di non dare la stessa importanza alle stesse a opere che la stessa importanza non hanno, cioè 1, 2, 3, 4 uguali e diventa un diluire la forza di queste immagini, mentre invece ce ne sarà una di queste 4, diciamo 5, centrale, che ha una grande potenza, mentre le altre la accompagnano. Quindi ecco, creare delle gerarchie nella funzione della narrazione che si sta cercando di costruire. E qui un amico, diciamo curatore, parla di opere ancora, cioè ogni stanza deve avere un'opera che è un'ancora, che ti cattura, che ti focalizza, che focalizzi l'attenzione. Quindi come nel teatro, ecco, pensare un po' anche alla mostra in relazione alle arti sceniche è anche importante, interessante. La luce, gli sfondi, il colore, pensare alla capacità di costruire un racconto attraverso le opere, creando anche lo scenario adatto a metterle in evidenza. Questi sono, diciamo, i 4-5 principi generali che secondo me un bravo curatore cerca di mettere in atto. Cioè, certe volte è impossibile perché, come vi dicevo, si lavora con un grande e variabile set di difficoltà e impedimenti e limiti entro i quali ci si deve muovere. Un altro aspetto di una mostra che vorrei mettere in evidenza per chi volesse poi intraprendere carriere museali, curatoriali o di questo genere è di non pensare al curatore come qualcuno che lavora da solo. Il curatore non può lavorare da solo, non è di questo tipo di attività. La vita della mostra è una vita di collaborazione
è una vita in cui il mondo è un mestiere, una professionalità che si sviluppa in relazione a altre professionalità. La luce, io non saprei che tipo di lampadine, lampade, che distanza, come evitare i riflessi, eccetera, eccetera. È un'attività collaborativa che richiede la capacità di lavorare in gruppo e quindi cosa che forse nelle materie umanistiche non facciamo abbastanza e che invece penso chi di voi appunto si trova nella fortuna di essere nella sua fase formativa possa mettere in atto fin d'ora. Collaborare con chi? Con, per esempio, col comitato scientifico, diciamo, con una serie di punti di riferimento della materia che possano contribuire con idee, con le loro competenze, con le loro conoscenze a indirizzare quel racconto e renderlo più convincente possibile. Con gli autori del catalogo con cui ci si confronta, ci si deve confrontare, c'è una tendenza spesso a creare i cataloghi invitando un tizio specialista, magari all'ultimo momento mi mandi 10 pagine su questo. Ma quello è un intervento che piove dal cielo, che non contribuisce alla costruzione di questo discorso comune con i curatori dei musei che conoscono veramente le opere che si vorrebbero richiedere, con le istituzioni promotrici che hanno le loro esigenze, le loro agende, le loro necessità anche legate a queste attività che investono in queste mostre. E poi con gli architetti, con quelli che mettono in scena il discorso che si fa. Il curatore solo fino a un certo punto riesce a realizzare la sua idea, ma ci vuole poi qualcuno che la veramente traduca in forma comprensibile per il pubblico. E infine con i publisher, con chi pubblica il catalogo per creare dei materiali di accompagnamento alla mostra che parallelamente, diciamo, la rendano meno effimera e rendano tracciabile il percorso di questa stessa mostra nell'ambito di una produzione scientifica. E, ecco, queste sono alcune delle principali, secondo me, che nella mia esperienza, alcune delle riflessioni che può essere utile condividere in un contesto come questo, sulla base della mia esperienza. Infine, proprio in ultimo, vorrei terminare raccontandovi la storia di questo oggetto tremendo che si trova a Parigi, nella Bibliothèque Nationale, è un oggetto anche non esposto. È un frammento molto rovinato, molto abraso di una testa probabilmente di Oloferne, di una scultura o forse un rilievo ad alto rilievo, una scultura o dei fine 400 o primissimi anni del 500, probabilmente uno scultore lombardo, mi dice l'amico Francesco Caglioti, e che ha una cosa straordinaria, cioè sul dietro, qui siamo sulla nuca, c'è una iscrizione che racconta come questa testa, che qui viene letta come testa di Pompeo, che durante il sacco di Roma è stata presa nel Palazzo Vaticano, portata da Georg von Frundsberg a Zurigo come bottino del sacco,
lì venduta a Konrad Gessner, che è il grandissimo scienziato, bibliofilo, bibliografo della metà del Cinquecento, e da lui donata a un medico italiano, il quale poi l'avrebbe donata al duca di Savoia, dalle cui collezioni poi è giunta in Francia. Questo oggetto orribile, per molti versi, è quello che secondo me più fortemente rappresenta il Sacco nella ricognizione che mi è stato dato di fare. Perché? Perché questo è, se questa storia è vera, ma anche se non è vera, qualcuno ha pensato a questa storia e ha estratto da una scultura romana, cioè una scultura presente a Roma, evidentemente di altro soggetto, un frammento di questa testa decapitata. Ora voi sapete che la testa decapitata è la testa del vinto, qui siamo sulla colonna traiana, è la testa del vinto, no? Si porta la testa come testimonianza della vittoria, dell'assoggettamento del nemico. E quindi che succede qui? Che i lanzichenecchi hanno preso questo oggetto e l'hanno trasformato in un simbolo della vittoria su Roma, in un simbolo del ribaltamento del potere papale, un simbolo dell'assoggettamento di Roma ma non tanto all'autorità imperiale, proprio al gesto di questi lanzichenecchi che si impadroniscono della testa del Papa, no? Il Papa in un certo modo è la testa della Chiesa, il caput Roma è il caput mundi, il Papa è la testa della Chiesa, e portandosi via questa testa del vinto, il valore simbolico di questo oggetto si trasforma radicalmente, e questo è uno dei temi dei miei studi, come appunto nel momento della violenza, nel momento della battaglia, nel momento dello scontro, gli oggetti cambino significato, per cui il reliquiario diventa metallo da fondere, la vetrata diventa proiettile, il paramento diventa costume quasi così comico di una prostituta o di un soldato, e via di seguito. Ecco, io credo di aver dato parecchie indicazioni, ora forse non abbastanza sulla mostra in sé, però la narrativa ve l'ho raccontata. Come parlavo di limiti, il limite che io devo mantenere è il limite un po' di riservo sulle opere che non sono confermate, quindi non posso far vedere. E siccome, insomma, quindi c'è anche in questo caso mi sono dovuto attenere ad un limite. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Sarei felice ovviamente di rispondere a domande, curiosità. Ecco, sì, infatti, certo. Allora, innanzitutto ti ringraziamo moltissimo per anche la tua generosità di averci mostrato l'idea di una mostra, di un'esposizione così importante, così complessa in fieri, no? Che riguarda alcuni aspetti fondamentali, la cultura materiale su cui stai preparando il tuo libro, il rapporto fra arte e potere, il problematizzare il prima e il dopo il Sacco di Roma, questi temi che ci hai mostrato, e la complessità artistica del momento, naturalmente, e la conseguente varietas, anche con gli oggetti che ci hai mostrato. Questo è venuto molto fuori
e io penso che questo sia stato veramente molto generoso da parte tua anche nei confronti nostri e degli studenti qui presenti, anche perché proprio è stato molto importante dal punto di vista del metodo, del ruolo dello studioso e anche c'era una linea, non ho, ma ho sentito almeno 3 seminari e mi sembra che una delle linee che venga fuori a questo punto, perché siamo quasi verso la fine, quindi possiamo tirare la somma, è il fatto che questo tema sia un tema così attuale, no? Come ci ha insegnato Manna nella lezione che tu hai citato iniziale, ed anche della sua vita personale, la riflessione in quel libro, e quindi anche noi siamo segnati molto da questi oggetti, da questa degli oggetti che influisce sulla nostra vita personale, di spettatori o di curatori, come è il tuo caso. Ho trovato l'oggetto è brutto, ma è bellissimo, è significativo infatti mi domandavo una domanda che volevo farti, era problematizzare il prima e il dopo, no? Uno dei temi, scusate, faccio io subito una domanda per rompere il ghiaccio, poi lascio la parola agli studenti che faranno molte domande, insomma, anche se sono molto sobri a lezione, però insomma sono sicuro in questo caso no. Cioè il prima e il dopo. Ho visto bene il prima, tanto la parte italiana quanto la parte, diciamo così, a nord delle Alpi, e ci ha fatto vedere anche la splendida xilografia di Cranach. Ma e il dopo, questo è un dopo magnifico, ci puoi dire qualcos'altro sul dopo d'Oltralpe? Insomma, questo credo sia meraviglioso come dopo, no? Perché è proprio passa attraverso lo stile all'antica e poi ritorna fuori, non lo so, riuso di questo, però non so se si può dire in questo momento, ti faccio una domanda un po' pericolosa, non lo so. Beh, diciamo che il mio senso è che il sacco produca un forte smarrimento in cui alcuni artisti rimangono fermi sulle loro posizioni, altri invece sembrano perdere, diciamo, sembrano cambiare direzione abbastanza radicalmente. Direi che la maggioranza sembra rimanere abbastanza coerente, diciamo, nel prima e nel dopo. Sto pensando ai più famosi, Parmigianino e Perino del Vaga, mentre appunto Polidoro, forse Rosso anche, c'ha questo momento molto drammatico nella deposizione di San Sepolcro, che posso dire ci sarà. Sì, Eh, ehm, eh, Però ecco, sostanzialmente si apre un momento di smarrimento abbastanza, diciamo, polilinguistico, non so se vogliamo usare una metafora, letteraria, c'è un- si aprono varie possibilità, vari modi di intendere, perché anche viene a mancare il contributo dei mecenati, la visione, diciamo, ideologica, che si ristabilisce tuttavia quasi subito, perché nel 1534 va al potere Papa Paolo III Farnese, che ha le idee molto chiare e vuole e riduce molto decisamente questa poliedrica varietà stilistica e linguistica a un indirizzo invece assolutamente definito, chiaro, ideologicamente costruito e basato su una ripresa di temi classicisti di carattere anche così imperialista, se vogliamo. Non è un caso, come scrive Daniela Russ, che una delle, diciamo, dei primi luoghi dove si manifesta il nuovo, diciamo, dopo il sacco è Castel Sant'Angelo, l'appartamento del papale con la sala, famosa sala Paolina, dove si riprende il discorso interrotto della bottega di Raffaello e lo si
manda, come dire, con gli steroidi, diventa un discorso fortemente retorico, fortemente allegorico, simbolico, fastosissimo, ricchissimo, con questa iscrizione, dice qui c'era la rovina e adesso il Papa l'ha rimessa in piedi. Ma la rovina non era che era rovinato, la rovina era che il Papa era imprigionato nel sacco. Quindi il luogo simbolo della sconfitta papale diventa luogo simbolo della rinascita papale. Questo lo nota molto acutamente appunto Arras. E noi al mondo farnesiano non ci arriviamo. Non ci arriviamo perché abbiamo deciso di non arrivarci perché veramente aprire la pagina su un'altra epoca. Ci fermiamo un po' a quella confusione variopinta che si apre nel Cinquecento italiano e poi anche europeo a questa diffusione di materiali, di contributi che andrà a spaziare dai vari stati e città italiane fino anche molto in Francia, con Rosso, che dal 30 è al servizio di Francesco I. Non so se questo risponde fino a un certo punto alla tua domanda. Ci sono altre, vedo ci sono anche delle domande. Chiedo se ci sono delle domande, anche ho visto delle cose scritte a casa, ma non riesco a vedere da qui, vedi, nel caso. Ci sono in sala delle domande, lascio... Prego, Prego. venga qui così... Ah no, non c'è bisogno. Allora, Ehm, scusate, io ero rimasto ai tempi. Buongiorno, intanto la buongiorno. ringrazio per la sua presentazione anche nell'organizzazione molto molto chiara e illuminante anche su quanto è complicato lavorare su una mostra così. Avevo una curiosità su quest'ultimo pezzo e mi domandavo se l'iscrizione fa parte della risemantizzazione di questo oggetto oppure è irrilevante. No, non è assolutamente irrilevante. Questa iscrizione viene apposta intorno al 1610-1613, però evidentemente registra una storia orale. E non mi importa tanto se questa storia sia vera o falsa. È probabilmente vera, ma non è questo l'importante. L'importante è che su questo oggetto sia stato lo stimolo a creare questa storia e questa provenienza, questa serie di passaggi che fa capire come questo oggetto memorializzasse il sacco di Roma e assumesse questo significato simbolico così appunto così forte, così immediato, no? La testa del vinto, la testa del cattivo, non so, Oloferne, o Davide e Golia, chi lo sa, insomma, questa idea del presentare, no? Pensa o anche Perseo la Medusa a Firenze, penso Cellini, no? Questa idea del presentare la testa, no? Che non era, cioè che sicuramente aveva parte probabilmente della narrativa biblica che sottostava a questo oggetto originariamente, che però diventa completamente trasformato in chiave politica una volta che viene estratto dal suo contesto e che apre una forse riflessione che potrà essere interessante per qualcuno sul tema dei frammenti. Cioè il frammento si apre alla possibilità di una risementizzazione. Il frammento del busto può diventare per Cellini un Ganimede, può diventare un'altra cosa. Cioè, ci sarà una mostra che apre, credo, a settembre, anzi a settembre a Palazzo Strozzi sui frammenti, che potrebbe essere, che sicuramente sarà interessante, frammenti scultorei. Non so se ho risposto alla tua domanda Grazie, in sì, qualche assolutamente. modo. Qualche altra curiosità anche, Giulio?
Sì, volevo chiedere se in mostra o nel catalogo ci sarà un'attenzione magari alle biblioteche proprio della capitale, nel senso alla storia, biblioteche distrutte, eccetera, perché ricordo il libro L'infelicità dei letterati di Piero Valeriano, che quindi utilizza il Sacco di Roma anche per enfatizzare l'infelicità dei letterati, anche perché appunto questi oggetti, è bella la storia che raccontano anche dopo, appunto, e quindi penso eventualmente a libri più che distrutti, rubati, nel caso di segnature, passaggi di proprietà, se magari sono stati coinvolti bibliofili o altro, ma è un tema appunto molto particolare, insomma. Lì sei andato a pescare in una zona d'ombra che francamente non sono in grado di esplorare forse così come dovrebbe essere fatto. È verissimo che i libri sono stati, diciamo, attaccati con un particolare violenza, ma anche si è enfatizzato molto nel racconto del Sacco la violenza contro i libri, certamente più che contro le pitture, perché i libri erano l'immagine di quella cultura che si era venuta stratificando e costruendo a Roma. Mi piacerebbe aver fatto di più sui libri, però c'è anche da dire una cosa, e forse anche questo è importante sapere in relazione alla professione del curatore. Le possibilità sono, come dicevo, una mostra è un atto interpretativo e le possibilità quindi sono infinite. Il libro, come sappiamo, non è, diciamo, in una mostra la maggiore attrattiva per quello che si immagina un grande pubblico. E quindi se uno deve misurare le proprie forze, il tempo a disposizione, le proprie conoscenze, le proprie, diciamo, senza, forse sui libri abbiamo messo meno enfasi. Ci saranno dei libri spettacolari, ma non, forse abbiamo messo meno enfasi. Sarebbe stato bello trovare un libro rubato e ritrovato. Ovvero, ci sono dei libri di Angelo Colocci in Biblioteca Vaticana che sappiamo essere stati recuperati, quindi però diciamo diventa un po' veramente di nicchia, anche perché sono libri scritti, non sono opere particolarmente, cioè magari affascinantissime, ma non visivamente, immediatamente comprensibili. Quindi ecco, questo forse è un altro tema, uno deve un po' immaginare, per una mostra bisogna sapere chi è il tuo pubblico, bisogna sapere qual è il target di visitatori del tuo datore di lavoro. Perché un conto è in una mostra gratuita in una biblioteca dove si parla veramente di ricerca pura e dove si può mettere in evidenza il dettaglio. Una mostra invece che magari ambisce a fare 350.000 visitatori in uno spazio pubblico, bisogna anche, come dire, è uno dei tanti compromessi che si fa. Tanti compromessi che si fanno. Eh, sono altrimenti abbiamo... Salve, scusi, Eh, faccio una domanda io. certo. È una domanda forse un po' da giornalista, però mi incuriosiva, non so se può rispondere. Però l'ho pensata prima, dal punto di vista di possibili desiderata che avrebbe rispetto a questa mostra, c'è qualcosa che avrebbe voluto includere, ma che non ha potuto. Mi spiego, so che è una domanda un po' ampia, però ci sono proprio dei pezzi a cui aveva pensato, ma che non ha potuto purtroppo includere per i motivi di cui ha parlato prima. E poi volevo chiederle se aveva tratto ispirazione da altre mostre possibili. Interessante. Domande un po' così. No, Ampie, no, però. vabbè, una la posso dire perché tanto è talmente palese. La visione di San Girolamo di Parmigianino è una pala d'altare alta circa 5 metri, 4 metri e 60 mi sembra, che si trova alla National Gallery di Londra ed è l'opera, diciamo, prima che uno vorrebbe nella mostra del Sacco di Roma, perché Vasari che fa? Ci racconta che Parmigianino sta dipingendo quando entrano nel suo studio
i Lanzichenecchi sono talmente stupiti dalla bellezza di quest'opera che lo lasciano continuare a lavorare, salvo poi chiedere un riscatto lui non ha i soldi per pagare e quindi vogliono che il riscatto sia dato in disegni acquarellati, cioè disegni col wash, come si dice, col guazzo, insomma. E quindi lui avrebbe scampato la furia dell'Anzichenecchi. Ora, questa cosa è assolutamente inverosimile, però diciamo è l'episodio maestro che guida la lettura, insomma, di Vasari, della grandezza dell'arte anche contro la violenza più estrema. E ovviamente quella è un'opera che sarebbe stata meraviglioso poter avere, ma che non viene prestata, non viene considerata come adatta al prestito. Naturalmente di fronte a certe, diciamo, di fronte ad alcuni rifiuti si cerca di argomentare meglio, di fronte a rifiuti che effettivamente, diciamo, ci si arrende abbastanza facilmente, ma diciamo, cioè non ci si arrende mai, però insomma in realtà si deve valutare con realismo certi tipi di prestiti. Quindi in questo caso quella è l'opera prima che sarebbe stato desiderabile avere, però è anche molto comprensibile che non si possa avere. Immaginiamo che, insomma, ecco. La seconda parte della tua... scusa, e quella invece appunto noi la illustreremo attraverso disegni di quell'opera acquarellati e quindi disegni che stavano presumibilmente nello studio di Parmigianino in quel momento e che lui potrebbe aver utilizzato, ma non utilizzò perché l'evento secondo me non successe mai, che non utilizzò nell'episodio appunto che ho raccontato. La seconda parte della tua domanda riguardava possibili mostre che ne sono state ispirazione. Questa è una bella domanda. Sì, c'è stata una, diciamo, tutte le mostre che io ho contribuito a curare, mai da solo, hanno avuto un impianto tematico, problematico, non sono monografiche, diciamo. Sì, forse quella di Parmigianino al Courtauld sì, è monografica, una mostra di grafica, ma legata a un'unica collezione, quindi insomma è un po' diversa. Le mostre in cui il mio ruolo curatoriale è stato, diciamo, più creativo è stato per mostre tematiche. E questa, diciamo, orientamento della mia professionalità di curatore è maturato in Inghilterra a contatto con gruppi di ricerca e studiosi che hanno a un certo punto prodotto una mostra che si chiamava At Home, a casa, una mostra sull'interno domestico. E quello è stata, che è quindi molto varia, con oggetti, temi, la nascita, la morte, il matrimonio, la donna, i bambini. Poi c'è stata una serie di mostre, e quindi questo versante anglosassone a cui appartengo io come diciamo, ruolo professionale. In Italia ci sono state mostre curate da colleghi, direi del CISA, del Centro Palladio, Beltramini, Guido Beltramini e altri, la Fabbrica del Rinascimento, Aldo Manuzio, Pietro Bembo, Ariosto a Ferrara, quindi mostre che erano centrate forse in alcuni casi su personaggi chiave, ma che esploravano momenti culturali nella loro complessità.
Quindi ecco, diciamo questi due poli, uno sulla, diciamo, il grande successo del tema delle culture materiali in Inghilterra, stiamo parlando degli anni 2000-2010, e l'altro invece una serie di attività espositive che è avvenuto proprio qui nell'area veneta, a partire, diciamo, direi da un motore che ha il suo cuore nel centro Palladio e che appunto ha esplorato vari aspetti di carattere artistico, ma anche culturale, letterario, eccetera. Questi sono un po' i miei riferimenti. Dunque, sarebbe una mostra, scusate, una domanda dalla chat. Esiste tra questi un esempio di artista di ambito romano che è sembrato più influenzato dall'evento del Sacco, forse a livello della percezione personale, emotiva e non solo dal punto di vista dello storico dell'arte? Grazie tante e cari saluti anche a lei. Senz'altro una figura che sembra essere stata molto profondamente segnata dal Sacco è Polidoro da Caravaggio. Polidoro da Caravaggio scappò da Roma nell'estate del 1527, si recò a Napoli, dove dipinse delle opere che avremo di forte tensione religiosa e drammatica, molto diverse dalle opere che dipingeva a Roma, che erano invece fortemente improntate a una riproduzione ideale dell'arte antica, della pittura antica, poi molto immaginata, ma molto anche così chiaramente invocante questo precedente classico, che invece diventano profondamente segnate da un'intensità emotiva e religiosa, drammatica e religiosa, che sorprende in un artista che invece era stato così classicheggiante. E lì si è sempre immaginato che ci sia una forte, diciamo, componente emotiva di risposta agli orrori del Sacco. Quando si parla di orrori del Sacco, si parla di montagne di cadaveri per strada lasciati a marcire d'estate con i cani che se le mangiano. Ecco perché questo lo dicono le fonti, cioè stiamo parlando di visioni apocalittiche, ecco, ed effettivamente c'è uno poveretto che era stato incaricato di smaltire questi cadaveri e racconta di come li andava a buttare nel fiume, perché dice io ne ho buttati 6.800 nel fiume e 2.400 li ho seppelliti in una valle. Cioè, stiamo parlando di un evento di proporzioni effettivamente catastrofiche, per cui sorprende molto di più l'artista che non risente per niente di questo evento, di quello invece che trasforma la sua, diciamo, appercezione della realtà tramite le lenti di questa esperienza drammatica. Direi Polidoro da Caravaggio. La seconda figura che sicuramente fu impattata dal Sacco è il Rosso Fiorentino. Anche lui scappa e trova rifugio a San Sepolcro, una città al confine tra Lazio e la Toscana, e lì dipinge una deposizione che si trova ancora, che lì si trova ancora, un quadro straordinario, molto tenebroso, molto drammatico, con una figura diabolica di scimmia sullo sfondo che fa proprio pensare alla trasformazione, a come la violenza, in questo caso sul corpo di Cristo, trasformi l'umanità in una forma ferina e bestiale. Ecco, questo è sicuramente l'altro episodio che sarà in mostra,
questo lo posso dire, che certamente fa percepire un forte impatto emotivo. Ecco, questa è la risposta per la signora Alexandra. Sono altri? Certo. Grazie due volte. Come storico dell'arte, anch'io siamo colleghi e come coordinatore del dottorato in storia delle arti che accoglie questo incontro nel quadro dei seminari Rive portati avanti magistralmente dalla collega Sapienza e li abbiamo calendarizzato nei discorsi del metodo e quindi accolto anche nell'ambito del dottorato questo incontro bellissimo, proprio questo doppio binario tra appunto l'analisi storico-artistica e il racconto sulla mostra. La mia è una domanda meno specifica diciamo, sui contenuti storico-artistici, ma mi è venuto in mente questo, forse la mostra contempla le tracce dei graffiti, delle iscrizioni in qualche modo che hanno lasciato sia i lanzichenecchi sia ecco, le vittime diciamo, del sacco, c'è un racconto anche in questo termine e forse c'è un focus diciamo, di studiosi che hanno approfondito paleografi o diciamo, ecco, perché c'è un potenziale forse. C'è un grande potenziale. Dunque, qui forse per rispondere bisogna riprendere il discorso dei limiti che ci si pone. Questi straordinari iscrizioni a cui si riferisce sono sulla stanza della segnatura, nella stanza di Eliodoro, nella Villa Lante, nella Villa Farnesina, e sono segni, tracce scritte, incise o scritte a carbone sulle pareti ad affresco. Quindi si dovrebbe, per portarle in mostra bisognerebbe fotografarle sostanzialmente. E non abbiamo pensato che questa, non so se lo faremo, diciamo, nel contesto della didattica della mostra, un argomento importante di cui non ho parlato, però forse sì, però non rientrerà, diciamo, la nostra scelta è di mettere materiali originali, di non illustrare attraverso mediazioni fotografiche, opere che non possono essere spostate. Invece quello che abbiamo fatto è fare rete con la Farnesina, con l'Accademia di Finlandia sulla Villa Lante, con il Vaticano, per cercare di fare in modo che anche loro, diciamo, mettano in evidenza questo fatto. Alla Farnesina, che è forse il luogo dove più ricco di queste testimonianze, che sono state anche recentemente recuperate, nel senso che erano state ricoperte, erano state lasciate, quelle che si conoscono, famose, viva Carlo Imperatore, oppure quello abbiamo fatto correre il Papa, quelle sono solo quelle che erano rimaste evidenti, ma si sono accorti che ce ne sono molte di più e le hanno liberate da ridipinture successive. E loro alla Farnesina, l'Accademia dei Lincei, sta sponsorizzando una presentazione di questi materiali. Perché questa mostra vede la compartecipazione di molte istituzioni di Roma. Noi è una mostra che facciamo con i Musei Vaticani, con la partecipazione, con la collaborazione, la partecipazione dei Musei Vaticani e abbiamo stabilito rapporti diciamo, collaborativi appunto con l'Accademia dei Lincei e vogliamo sviluppare quello col Museo di Castel Sant'Angelo, che è un altro, che è il luogo chiave di questo episodio, ed altre realtà romane, anche forse con i musei capitolini. Quindi cerchiamo di creare una rete. Quindi forse abbiamo pensato che avrà senso parlare di queste testimonianze, di queste tracce nei luoghi stessi. Però ha ragione, dovremmo trovare il modo di indirizzare in quella direzione chi fosse interessato.
Sì. Questo è ridere. Ma lui vuole fare il curatore, secondo me. Poi mi dai il numero, l'email, quando c'è bisogno di... Io avevo una domanda sulla stanza dei ritratti di cui lei ha parlato ed è una pura curiosità e mi domandavo se saranno presenti delle donne. Ah, questa è una domanda che fanno tutti, perché è una domanda giusta, perché è una domanda giusta. Dunque, quella è una galleria di uomini d'arme. Francamente, metterci una donna sarebbe veramente tokenism si dice in inglese, no? Sarebbe veramente una, diciamo, non sarebbe neanche rispettoso, insomma, in qualche modo. Però hai perfettamente ragione. È un problema vero, forte e grave che ci siamo scervellati, ti dico, per cercare di risolvere senza riuscirci. Perché la realtà è che stiamo parlando di un periodo in cui, per quanto ci sforziamo di leggere Veronica Franco, di leggere Isabella d'Este come un esemplare condotta femminile, è un'epoca che femminista non è, in nessun modo. Quest'opera, questo momento di guerra rende quasi irrappresentabile il ruolo delle donne e ce n'è molte testimonianze nelle fonti, ma visualmente non si riesce a recuperare un tipo di rappresentazione che renda giustizia di quello che ci dicono le fonti stesse. Però è un problema di cui hai ragione e ci siamo interrogati tantissimo dunque, l'unica figura rappresentabile è Isabella d'Este, perché Isabella d'Este stava al Sacco di Roma, era veramente efferata, cioè non mostra il minimo segno di empatia, di dispiacere per quello che sta succedendo, si cura soltanto di quelle delle sue cose. Suo figlio è generale degli imperiali, quindi è stato proprio dalla parte opposta, e lei è l'unica che si potrebbe rappresentare. Però sarebbe un'ingiustizia assoluta, perché tu metteresti in mostra la meno rappresentativa di quello che hanno sofferto. No, no, ma la domanda è molto pertinente, di quello che hanno sofferto le donne in questo episodio. Quello che noi faremo, quello che noi vogliamo fare è arricchire la visione di questa mostra con dei testi sui muri, con dei muri scritti, con delle scritte, citazioni da fonti sostanzialmente. Ogni stanza avrà una o due frasi evocative e lì veramente si potrà far capire, ricordare almeno che le donne hanno partecipato di queste efferatezze in maniera gravissima e fortissima. Però è una criticità che ha a che vedere con un po' forse col nostro limite di non aver saputo trovare materiali capaci di evocare la presenza femminile durante il sacco. E la presenza femminile verrà evocata insieme ai lanzichenecchi, perché per uno scherzo del destino, insomma, le donne dei lanzichenecchi, che poi sono i vincitori, vengono rappresentate nei disegni, per esempio, di Urs Graf, che non sono i lanzichenecchi che stavano a Roma, ma sono dei lanzichenecchi dei primi del Cinquecento, diciamo.
spesso sono accompagnati dalle donne e queste donne erano anche a Roma, lo sappiamo. C'è questa testimonianza bellissima delle donne tedesche con le saccocce piene di gioielli a Campo dei Fiori, non so se conoscete Roma, che a Campo dei Fiori si aggirano cercando di vendere a 2 lire i gioielli che avevano recuperato nelle case, nei palazzi. Grazie. Prego. Valentina. Grazie Guido per questa presentazione ricchissima e credo che gli studenti come noi del resto ti siano molto debitori perché hai evocato moltissimi temi importanti, dalla questione della memoria, quindi questo sbilanciamento tra parole e immagini che si concentra intorno al sacco, che mi è sembrato molto evocativo, alle questioni invece più concrete che non vengono spesso ricordate dai curatori, quindi ti ringrazio per questa grandissima onestà, cioè di quanto organizzare una mostra e movimentare un'opera sia una questione per cui ci si deve sempre porre criticamente, no? I rischi della movimentazione, appunto il fatto che non esista una movimentazione a rischio zero e che si tratta di rischi calcolati. Mi chiedevo e ti vorrei chiedere, dal tuo racconto, mm, mi viene da chiederti come avete pensato di evocare la potenza distruttiva di questo evento in mostra, perché appunto la drammaticità che certamente passerà attraverso il pathos di alcune opere. Ecco, hai citato la strage degli innocenti. Ecco, mi chiedevo se ci fossero altre strade che avete immaginato di percorrere per rendere questo aspetto. Grazie Valentina. Intanto vorrei dire una cosa aggiuntiva sulla relazione tra appunto pieno di parole e vuoto di immagini, che secondo me rivela il fatto che l'immagine nel Cinquecento è sostanzialmente celebrativa. L'immagine memorializza quello che si vuole memorializzare. Il pieno di parole nasce invece a un livello più intimo, e perché la narrativizzazione, come sappiamo, è il modo per elaborare il trauma, cioè il raccontare è la forma per razionalizzare, per per rendere comprensibile quello che sta succedendo. Quindi che succede? Che loro raccontano tutti il sacco e tutti, vinti e vincitori, dicono questa è la punizione di Dio per le chiese, per le colpe della Chiesa. E in questo modo il racconto del sacco, che diventa subito un racconto mitologico, un racconto fatto di topoi virgiliani, di temi che si ripetono, che chiaramente hanno un'origine nella realtà, ma che vengono elaborati secondo le strutture del racconto mitico, diciamo. E la narrativizzazione consente di dare senso a questo orrore. Questo è il primo punto che volevo sottolineare di quello che dicevi. E aiuto, mi sono perso. La distruzione, la Ecco, violenza. quello che dici sulla distruzione, come rendere la violenza dell'impatto. Ci abbiamo pensato in tutti i modi, suoni, coni sonori con urla e strepito di battaglia, racconto nell'audioguida con le parole delle fonti, diciamo. Non siamo ancora arrivati, cioè qualcosa di questo tipo la faremo, la vogliamo fare, ma non siamo ancora arrivati. Io sono sempre un po' sospettoso diciamo, di questi complementi intersensoriali, non so, nelle mostre. Alla fine la mostra si deve
poter leggere pienamente negli oggetti, attraverso gli oggetti, potenzialmente anche senza leggere insomma, le didascalie. Qualcosa faremo, ma non so ancora quanto possa essere efficace. Io ci porto un cannone, un, un vero cannone del 500. Però bisognerebbe mettere, non so, dei muri distrutti, non so. Però forse lì diventa veramente teatro un po' così, e allora non so se ci sia la volontà di farlo. Però anche questa è una domanda molto pertinente che di non facile soluzione. Una Bene, domanda in fondo? c'è ancora. Grazie, arrivederci. E io avevo una domanda sui limiti che prima ha citato e ha parlato per esempio del fatto del limite dei 2 metri. Se ne avete riscontrati altri nel pensare la mostra in maniera proprio quindi concreta. Molti, molti. Per esempio, c'è un piatto che rappresenta il Sacco di Roma, molto raro. Si trova a Sydney, ok? Trasportare questo piatto, questa maiolica, a Roma costerebbe eh, probabilmente 60-70 mila euro. E questo costituisce un limite, ovviamente, perché nonostante l'oggetto in sé sia eminentemente significativo, ehm, diciamo, mettendo, diciamo, sulla bilancia dei pro e dei contro, avrebbe significato rinunciare a qualche altra cosa equivalente. E qualcosa di equivalente è potenzialmente qualcosa di molto spettacolare. E lì possiamo anche dire quanta gente si entusiasma davanti a un piatto di maiolica, meno che magari, adesso spero che non ci sia nessuno specialista di maioliche, però effettivamente la nostra audience non è un'audience specializzata e quindi lì abbiamo fatto una valutazione sul limite oggettivo di carattere economico. Eh, si può dire anche le opere provenienti dagli Stati Uniti, diciamo, vanno considerate in questi termini, perché i prezzi sono veramente molto, molto significativi per trasportare le opere. Sì. Ma sono prezzi per le assicurazioni, no? Proprio per il trasporto. Ci sono prezzi che nascono da una serie di elementi. Ci sono delle casse fatte in un certo modo, ci sono le assicurazioni naturalmente, ci sono i couriers, cioè qualcuno che dall'Australia deve venire in Italia, stare in albergo, venire in Italia in business class, stare in albergo per un certo numero di giorni per riposarsi e tornare in Australia in business class, poi tornare in Italia a prendere l'opera in business class, stare in albergo per 3 o 4 giorni a Roma, poi ritornare in Australia in business class. Fatti un po' i conti e si arriva facilmente a 70.000 euro e forse anche di più. E per cui beh, insomma, no, va considerato.
No, sono effettivamente considerazioni che il curatore deve essere in grado di valutare, perché se no si crea uno scollamento tra la struttura che supporta l'operazione e il curatore, che non può essere calato dal cielo o cascato dal pero, come si dice. Per cui si deve valutare tanti aspetti. Poi ci sono anche situazioni di grandi ricchezze che si possono permettere di fare queste cose. Qui stiamo parlando del ministero, insomma. Non è la Fondazione Prada, ecco. Sì, laggiù. Buonasera, mi accodo anch'io ai ringraziamenti per la generosità della sua presentazione e per la chiarezza. E visto che ormai è saltato fuori un po' di volte, volevo farle una domanda sul pubblico. Lei più volte, no, ha descritto la complessità di gestire un pubblico che ha più volte ribadito non essere specializzato, che però è anche specializzato, perché una mostra di questo genere dove lei insiste sulla necessità e la volontà di presentare materiali solo originali, quindi che non sia una ripetizione di quello che c'è già stato, no? Che però allo stesso tempo, perché è finanziata dal Ministero, perché è alle scuderie del Quirinale, che sono chiaramente un luogo che poi attrae un pubblico distinto, ma anche proprio variegato nel grado di educazione. E se è vero che le varie sezioni ideali, no, che poi si trasformano nelle sale, sono sostenute da queste opere ancora di cui lei parla, che aiutano a mantenere una certa temperatura lungo il percorso della mostra, e anche credo, pur avendo una formazione da storica dell'arte, che mostre come queste, che hanno più oggetti, quindi non sono mostre solo di pittura, ma presentano oggetti anche che non hanno immediatamente una presa visiva, no, sul pubblico, ma che sono lì per il valore storico che rappresentano e che aiutano a costruire una narrazione grazie agli altri oggetti, no, da cui sono concordate, relazione che però anche ad un pubblico specializzato, se manca il racconto, non è accessibile immediatamente. Quindi la mia domanda è: come si costruisce questa narrazione, se non ovviamente i pannelli, le didascalie sono una cosa che aiutano, però lei addirittura ha detto che le vorrebbe eliminare, quindi No. cioè, in un mondo ideale vuole che gli oggetti si sostengano da soli senza la descrizione. Quindi questo è uno. E partendo dal presupposto e dalla consapevolezza del fatto di avere di fronte un pubblico con un grado di educazione diversa, si può immaginare di costruire una narrazione che parli al pubblico il più ampio possibile, ma che sia accessibile a tutti? Cioè si possono costruire narrazioni diverse e riuscire nel tentativo di studioso di creare un contenuto nuovo e originale, ma allo stesso tempo che a questo corrisponda anche il tentativo educativo del grande pubblico. La tua domanda è complessa, è ricca e complessa, ti ringrazio. Sì, direi di sì, l'obiettivo è un po' quello, cioè è una mostra che può essere letta a tanti livelli. Tramite le opere ancora tu puoi camminare per la mostra e vedere, diciamo, 10 opere in 10 sale magnifiche o spettacolari in qualche misura, e uscire con un'idea, diciamo, molto semplificata del concetto. Puoi invece soffermarti a ragionare sulle giustapposizioni di opere e creare quindi un'immagine più complessa, più ricca della presentazione. Puoi aggiungere la lettura degli input che i curatori ti danno per leggere queste cose e ancora di più arricchire. È un po' come tutte le mostre.
si cerca di renderla fruibile a tutti i livelli. Ti dico la verità, c'è quella sala che io chiamo archivio, che mi rendo conto è un'assurdità. Cioè, ma chi è che si ferma a studiare il ducato ossidionale? Francamente, io spero che qualcuno lo faccia, però voglio lasciare un corridoio, perché chi non vuole farlo passa dritto, va avanti. Cioè, bisogna lasciare la possibilità di fruire di questa narrativa a diversi livelli. Anche perché è grande, diciamo, lo spazio è grande. Non so se siete stati alle scuderie, in genere il problema numero uno è che uno arriva stanco alla 10ª sala, gli fanno male i piedi. E a questo proposito voglio dire un altro trucco fondamentale che tutti i futuri curatori devono sapere. La mostra deve iniziare col botto e finire col botto. Non può essere una mostra che finisce con gli allievi del maestro, perché tu esci dalla mostra e che cosa c'hai in mente? Degli sgorbi di qualche imitatore e ti porti a casa che avevi visto la cosa, beh, c'era la mostra di Raffaello, però com'era? Beh, c'erano parecchi sgorbi dell'imitatore, capito? E no, lì è proprio l'ultimo quadro, l'ultima sala deve essere un crescendo, deve essere proprio l'apoteosi di quello che stai dicendo. E questo è una cosa psicologica proprio. Se tu l'ultima cosa che ti resta negli occhi è l'ultima cosa che hai visto. E quindi sì, una delle sfide è quella proprio di creare delle narrative a vari livelli che possono essere accessibili al grande pubblico, per cui ci sarà il committente che vuole sempre Caravaggio dall'inizio alla fine e invece magari lo studioso che dice sì, vabbè, ma Caravaggio l'abbiamo visto già 100 volte, che cosa ne pensiamo del mondo degli scienziati della corte di Francesco Maria del Monte? Cioè, è chiaro che devi mediare tra esigenze diverse, però sì, la sfida è un po' quella. Non so se rispondo alla tua domanda, che era molto articolata e ricca. Puoi anche dire di no, eh. C'è una domanda, scusate, che viene dalla chat, dice: c'è spazio nella mostra o nel tuo libro per gli echi immediati o no del Sacco in altri centri, zone d'Italia? Solo nella misura in cui dopo il Sacco c'è questa disseminazione di opere e artisti in vari centri d'Italia che poi diventano in questi centri, diciamo, punti di riferimento fondamentali, come Polidoro a Napoli in Sicilia, come Perino a Genova e via di seguito. Però nel nucleo centrale della mostra è veramente più centrato su Roma. Deformazione professionale. Ti sei o vi siete posto la questione dell'architettura? Perché anche per l'architettura c'è un prima e un dopo il Sacco, no? Che secondo me non vuol dire che cambiano le forme architettoniche dopo il Sacco o subito dopo il Sacco, ma c'è una frattura che è dovuta al fatto che si fermano tutti i cantieri e ci vuole del tempo perché ripartano, no? Tu hai mostrato qualcosa, però forse diciamo nella parte che mostra Roma prima del Sacco si potrebbero mostrare diversi esempi, cioè diversi, insomma, ci sono alcuni esempi anche di grandi architetture che rimangono poi interrotte, per esempio Villa Madama, anche a seguito del Sacco, insomma.
questa è una domanda importantissima, come quella che faceva prima sul ruolo, sulla presenza e rappresentabilità della componente femminile. La componente architettonica è ovviamente quella che costituisce il tessuto urbano e direi forse è in misura attenuata. E questo dipende, è uno dei limiti, è il mio limite, cioè io facilmente posso capire a cosa ti riferisci parlando dell'architettura di Palazzo Madama, però non è stato effettivamente uno dei temi su cui ci siamo riusciti a soffermare di più. Forse è una nostra colpa, però è ancora, diciamo, a questo livello è ancora aperta la partita. Non l'abbiamo fatta abbastanza. In un contesto però che, diciamo, che è già ricco e complesso, ed aprire nuovi capitoli abbiamo fatto un po' resistenza, aprire nuove direttrici, diciamo, di attenzione per il pubblico. Però è assolutamente vero che era una città per la verità, e questo lo faremo vedere, è una città che dal 21-22 comincia molto a rallentare la propria, dal 1521-22 è una città in crisi. La morte di Leone X con l'enorme debito che lascia, la peste del 1522 che è devastante, l'arrivo di Adriano VI che detesta tutte le antichità e ferma tutto, non viene a Roma, quindi si ferma tutta la macchina amministrativa perché il Papa non c'è. I disordini che si nascono in seno i disordini politici che nascono quasi subito in seno alla corte di Clemente VII, il suo tentennare tra impero, Francia, l'alleanza con i francesi che poi porta al sacco di Roma. L'attività costruttiva per quello che io so in quegli anni è limitata, non è ferma ma è limitata. No, quello che è vero è che subito dopo i Massimo fanno Palazzo Massimo, cioè il primo. E la disseminazione, Sansovino è sicuramente qui il caso più eclatante. Sansovino scultore, ci ho pensato, mi sono scervellato per avere Sansovino scultore dopo il sacco, ma porto via il bronzi della loggetta. Lì uno si ferma un po'. Però certo, la questione dell'architettura è sicuramente una criticità su cui bisogna riflettere ancora. Allora, intanto grazie ancora a Guido per questo straordinario appuntamento. Io vorrei ringraziare anche gli studenti del corso di laurea di Storia dell'Arte Moderna che oggi eroicamente hanno iniziato lezione alle 2 e finiscono quasi alle 7, quindi tutta la nostra riconoscenza. E vorrei soltanto ricordarvi in chiusura il nostro ultimo appuntamento con il ciclo dei seminari di Rive dedicato al Sacco di Roma il 14 maggio con Emanuela Ferretti e Federico Giglio si parlerà di fuoriusciti fiorentini. Grazie ancora tantissimo. Io vorrei dire che vi aspetto a Mantova, a Palazzo Te, alla fine di settembre, quando apre la mostra sulla natura e ci saranno delle opere lì meravigliose. Noi verremo. Vi invito volentieri perché sarà abbastanza divertente.